Per la difesa personale rispetto agli anni scorsi abbiamo avuto un'esplosione di richieste, la gente non si sente sicura e i furti in casa sembrerebbe, da quello che sentiamo, che sono aumentati in modo esponenziale. Quindi la gente cerca di tutto per difendersi. Pistole da soft air a ruba per la cosiddetta difesa abitativa. Per difendere se stessi, la propria famiglia, la propria abitazione, sempre più trevigiani acquistano pistole a pallettoni, taser e spray al peperoncino, come conferma anche l'annuncio social di un negozio specializzato di Preganziol. Il titolare ci parla di una tendenza nuova anche per gli addetti ai lavori, le cosiddette armi non letali, acquistate non come deterrente, ma per reagire di fronte all'aggressione di malintenzionati che sempre più spesso si intrufolano in case e giardini per rubare. Rispetto agli anni scorsi, che era più un parlare, un dire sì, le prendo qualcosa per difendermi, quest'anno la gente viene dentro, chiede e prende. Abbiamo tutte le scorte, sono finiti in pochi giorni, arrivano e vanno via. Cosa vi chiedono in particolare? Dal taser, pistole a pallettoni per difesa abitativa, tantissime, infatti appena arrivano già vanno via, durano qualche ora, sono prenotate eccetera. E il problema è che la gente deve anche capire che certi strumenti, certe cose bisogna anche saperli usare, è quella la mia preoccupazione. Si tende a spiegare tutto quello che si può, però diciamo che c'è proprio paura. Strumenti che nascono per difendersi dagli animali selvatici, ma che sempre più persone invece acquistano nell'eventualità di trovarsi a tu per tu con un delinquente, visto che i ladri non si fanno più spaventare dalla presenza in casa dei proprietari. Avete delle liste addirittura di prenotazione? Lunghissime. Di quanto più o meno? Anche un mese e mezzo per alcuni prodotti. Come i taser arrivano e vanno via. Coltelli no, dice il negoziante, che si rifiuta di venderne a chi entri con l'obiettivo di usarli per difesa, ma spray al peperoncino, taser e marcatori sono ormai all'ordine del giorno anche nella marca trevigiana. Prima era Mestre, la paura, prendo lo spray al pepe, mia figlia prende il treno, va a Mestre, a Padova, eccetera. Nell'ultimo anno Treviso, tantissimo.